Stavamo completando un po' il discorso relativo appunto alla desalinizzazione. Prego Presidente, ci sono altre componenti da tenere in conto, lo diceva anche il direttore, oltre al discorso dei costi anche dell'energia, no? Sì, l'Italia in questo momento ha un grave gap infrastrutturale, non abbiamo le fonti energetiche e strutturali tali per poter sostenere i costi di un impianto di desalinizzazione per uso agricolo. Altro ragionamento può essere fatto per utilizzo domestico o per il settore turistico, dove sicuramente ci sono dei grandi costi, ma abbiamo le spiagge che d'estate si riempiono di turisti ai quali ovviamente bisogna dare acqua e bisogna offrirgli tutti i comfort degni di questo nome. Certo, quindi per l'agricoltura sarebbe un costo e i prodotti poi dovrebbero essere venduti a dei prezzi insostenibili. A questo proposito dei prezzi, ripasso da lei, come stanno andando? Perché parlavamo degli aumenti dell'energia, adesso si è ridimensionata, i prezzi con cui gli agricoltori escono nei mercati sono aumentati, ci dicono i nostri telespettatori. Un attimo che leggo il messaggio. Il problema della siccità riguarda il mondo e penalizzarci con dei costi aggiuntivi quando gli altri non lo fanno serve a poco. È emergenza mondiale, non veneta. Il nostro telespettatore ha perfettamente ragione e colto nel segno, nel senso che il problema della siccità non è un problema del Veneto, tant'è che comunque in Italia per la prima volta è stato fatto un decreto siccità che riguarda tutta la nazione. Chiaramente su questo altre nazioni stanno seguendo quello che è stato fatto oggi in Italia. Il problema della siccità è un problema mondiale. È un problema mondiale, vediamo sui paesi anche in cui c'è già scarsità di acqua, quando che oggi non ce n'è più, e quindi è un problema di fame, un problema di immigrazione, un problema sociale. Quindi l'acqua è un bene importante, è già stato detto, l'acqua è di tutti e quindi per questo dobbiamo valorizzarla e centellinarla nel momento in cui ce ne abbiamo. Prezzi dei prodotti agricoli, dopo qua vediamo delle immagini anche molto belle e andremo a commentarle perché riguardano degli ambiti che ci interessano. Prego, direttore. Sì, guardi, i prezzi dei prodotti agricoli, generalmente i nostri prezzi rimangono pressoché quasi invariati rispetto all'anno precedente. Sicuramente abbiamo avuto un aumento dei costi di produzione, quindi hanno determinato in alcune specificità un aumento anche del costo e del valore del prodotto finale. Ricordo sempre ai nostri telespettatori, ormai per noia, che fatto 100 il valore del prodotto finale, solo il 10% va al settore agricolo. Quindi oggi il settore agricolo si trova comunque di fronte a una situazione di difficoltà per l'aumento dei costi di produzione. Produrre un litro di latte dai 32 centesimi costa oggi dai 45 ai 52 centesimi, dipende sull'area in cui noi oggi siamo, però su questo tutto ha un costo elevato e quindi oggi gli agricoltori devono far fronte a questo. L'inflazione sta ancora galoppando purtroppo e quindi vediamo che c'è una situazione di gravità per quanto riguarda il valore finale dei prezzi, tant'è che dalle ultime indagini anche da parte dell'Istat c'è una riduzione del carrello della spesa e quindi dell'aspetto alimentare, soprattutto sull'aspetto ortofrutticolo. Ricordiamo sempre che nel momento in cui noi andiamo però a comprare un nostro prodotto, è un prodotto italiano, un prodotto del nostro territorio, ricordiamo sempre che i nostri agricoltori, oltre alla grande capacità e forza di produzione, hanno la grande capacità e forza anche di mantenere il paesaggio, mantenere l'ambiente, quindi è un valore aggiunto che l'agricoltura oggi fa all'interno del territorio. Vendita di prodotti e per quel che riguarda il settore lattiero-caseario, come sta andando? Beh, sicuramente in questo... C'era stato un momento difficile, no? Sì. Soprattutto l'anno scorso, da quando è partita l'impennata dei costi energetici, i costi di produzione sono andati alle stelle, i nostri agricoltori sono andati in difficoltà. Abbiamo visto come il prezzo del latte sullo scaffale del supermercato è aumentato, anche agli agricoltori è stato riconosciuto qualche centesimo in più al litro. Questo però ovviamente non può compensare quelle che sono state le maggiori uscite e i maggiori costi che abbiamo dovuto sostenere, per cui soprattutto il settore lattiero-caseario ha vissuto e continua a vivere un periodo particolarmente difficile.
Ma se si dovessero abbassare i costi energetici come si auspica, e dovrebbero anche, finora è stato anche così, potrebbero diminuire anche i prezzi di vendita al pubblico dei prodotti relativi, anche quindi del latte, tornare, anche perché tra l'altro molti prodotti, accennava per l'ortofrutta, ma anche il lattiero-caseari e anche il latte fresco alla fine va oltre scadenza e viene nei supermercati e resta invenduto. Quindi le persone magari hanno rinunciato in parte, chi non può ha rinunciato alla qualità, no? Sì, sicuramente il fatto che ci sia un'inflazione galoppante e che quindi le persone abbiano meno capacità di spesa influisce purtroppo sulla scelta del prodotto. A me piace ricordare che gli animali vanno alimentati tutti i giorni e l'estate scorsa c'è stata un'estate siccitosa per cui abbiamo prodotto meno foraggi e di conseguenza anche se dovessero diminuire i costi energetici comunque dobbiamo far fronte abbiamo alle spalle un'annata siccitosa che non ci consente di avere dei prezzi vantaggiosi per quanto riguarda l'acquisto proprio dei foraggi e degli alimenti che dobbiamo dare ai nostri capi. Assolutamente, ecco, lei è esperta di questo, perché quindi qua ci allacciamo a chi è la nuova vicepresidente, ha un'azienda agricola di un allevamento, quindi sostanzialmente di bovini da latte. Esatto, sì. Come c'è stato questo passaggio? Perché lei è architetto, aveva un'azienda di famiglia, ci racconti un attimo? Sì, l'azienda dei miei genitori, l'azienda di famiglia esiste da circa un centinaio d'anni, è un'azienda familiare e quindi io sono cresciuta all'interno di questo ambiente. Avevo intrapreso un'altra strada, poi però ho deciso di interromperla per tornare insomma in azienda e dare una mano insomma a quella che è l'attività familiare. Che cos'è che l'attirava dell'azienda di famiglia? E che inizialmente invece l'aveva portata verso altre strade, perché insomma architettura non è che c'entrasse molto con l'agricoltura. Beh, sicuramente le potenzialità che hanno le nostre aziende agricole, quindi la possibilità di intraprendere non so, la vendita diretta piuttosto che la fattoria didattica e quindi la multidisciplinarità che c'è all'interno delle nostre aziende agricole, il poter ampliare quelle che sono le offerte e le attività che si possono intraprendere all'interno di un'azienda agricola. Adesso l'agricoltura non è solo, l'azienda agricola non è solo la produzione di cibo, ma è anche fornire servizi e benessere anche a tutta la collettività. Basti solo pensare a tutte le attività che i nostri ragazzi con le scuole svolgono all'interno delle nostre aziende agricole. Settore lattiero-caseario, che cosa le risulta, direttore? Come sta andando? Lo diceva il Presidente, se noi nel 2022 abbiamo avuto una riduzione delle nostre aziende del settore lattiero-caseario, questo è un dato di fatto, nel senso che noi oggi abbiamo ridotto non la produzione ma le aziende zootecniche. E lo diceva bene il Presidente, vede, oggi quando si chiude un'azienda zootecnica chiude quella parte del territorio, quella parte dell'ambiente che quell'azienda zootecnica fa e quindi la situazione è sicuramente di grande difficoltà. Oggi i nostri imprenditori devono investire, devono programmare la loro attività, però con questi eventi climatici, con questi cambiamenti climatici che stanno subendo è anche difficile oggi programmare la propria attività agricola. Quindi bene si fa nel valorizzare il nostro prodotto, bene facciamo nel momento in cui le politiche regionali e le politiche nazionali vanno a valorizzare il prodotto dell'agricoltura. Prodotto vuol dire reddito ai nostri agricoltori. Se c'è reddito evidentemente i nostri agricoltori e i giovani agricoltori, e qui il nostro Presidente è ben capace di dirlo, di farlo, sono presenti nel settore agricolo. Quindi ecco, è un lavoro importante che come organizzazioni dobbiamo fare, è un lavoro importante per valorizzare i nostri prodotti e per dare redditività alle nostre aziende agricole. Però mi faccia fare un altro ragionamento sulla presenza anche del Presidente Senno, sull'importanza delle donne del settore agricolo. Guardi, oggi se si parla di multifunzionalità, se si parla di attività diverse del settore agricolo, quindi non solo le fattorie didattiche, non solo gli agriturismi, non solo gli asili, agri-asilo ed altro, e di vendita diretta, è merito della presenza delle donne in agricoltura.
Questo è l'altro aspetto importante che dobbiamo valorizzare tutti. Quindi la donna è un elemento determinante del settore agricolo che ci ha dato la possibilità, oggi a un settore agricolo in difficoltà, di avere la possibilità di avere una redditività diversa rispetto alla produzione. E quindi questo è un settore importante e quindi merito alle donne che sono insediate nell'agricoltura e hanno dato la possibilità al settore agricolo di avere un'ulteriore energia di sviluppo. Ecco Presidente, lei che cosa si sente di aver apportato nell'ambito della sua famiglia, però entrando nell'azienda agricola, come giovane appunto anche come donna? Beh, sicuramente una prospettiva all'interno dell'azienda che già c'era, perché mio fratello lavora da sempre all'interno dell'azienda, per cui il fatto di avere due ragazzi giovani, sicuramente non sono solo quattro braccia, ma sono anche due teste e quattro occhi che guardano lontano, e quindi sicuramente una visione prospettica. Rispetto ai suoi genitori, ma anche ad altri del settore che invece sono di generazioni precedenti, perché la media è abbastanza elevata come età in agricoltura, non ci sono così tanti giovani perché appunto normalmente intraprendono altre strade. Quanto c'è da fare e cosa potrebbe cambiare? Ne accennava anche il direttore in modo molto chiaro da questo punto di vista. Beh, da fare ce n'è molto. No, proprio per un cambiamento, sì. Cioè più che altro per mantenere. Diciamo che puntare su una agricoltura specializzata, per cui magari puntare su prodotti più di nicchia o comunque lavorare su un settore che prima non era presente all'interno dell'azienda, o creare una rete tra agricoltori, questo sicuramente può essere uno sbocco anche sicuramente per i giovani, ma può dare una prospettiva anche alle aziende non più giovanissime. Ecco, bello questo della rete, ne avevamo parlato anche tempo fa, si ricorda direttore, far rete, fare sistema, cosa che invece tutti i nostri imprenditori, che siano agricoli oppure no, tendono ad essere un po' individualisti, no? Sì, guardi, questo è vero, però ci deve essere un cambio culturale, e su questo, guardi, le posso dire che negli ultimi anni, non so se sia stato il Covid, ma non penso proprio, probabilmente anche una situazione economica, va in questa direzione. Le aziende cercano sempre più di trovarsi, le aziende cercano più di fare rete tra loro per valorizzare i loro prodotti e per svolgere quel ruolo di agricoltura specializzata, come si diceva. E quindi oggi la rete e mettere insieme gli agricoltori è un elemento determinante per dare il futuro ai nostri agricoltori e alla nostra agricoltura veneta. Quindi bisogna superare anche quell'individualismo molto, molto forte che c'è stato in passato, perché indubbiamente c'era. Indubbiamente c'era, noi abbiamo avuto brutte esperienze in alcuni casi di cooperazione, però in alcune altre regioni la cooperazione è un elemento determinante e importante. Dovremmo ritornare sulla cooperazione e mettere insieme le aziende nel fare i loro prodotti e nel valorizzare i propri prodotti, perché poi quando si cerca di vendere o di acquistare, è un conto di vendere e acquistare singolarmente, un conto è vendere ed acquistare insieme con le aziende, quindi avere una rete di questo tipo è sicuramente un elemento importante di risposta concreta al mondo dell'agricoltura. Prima aveva accennato al governo che deve contribuire, comunque gli agricoltori hanno bisogno anche di supporti. Sono arrivati dei finanziamenti dall'Europa per quel che riguarda l'agricoltura e sono chiusi dei bandi? Beh, in Europa continuano ad arrivare i finanziamenti, quelli legati al piano di sviluppo rurale, che è il PSR 2023-2027. Il piano di sviluppo rurale va in due direttive. La prima direttiva è dei finanziamenti e dei contributi per le aziende agricole che producono, quindi quelli che diciamo producono seminativi o altro, e l'altro aspetto invece è una parte invece dei finanziamenti vanno alle aziende agricole che fanno investimenti strutturali necessari per essere competitivi, quindi anche su questo è un elemento molto importante e determinante del settore. 869 milioni di euro nelle prossime annate per quanto riguarda gli investimenti strutturali dati dalla Regione Veneto alle aziende agricole, quindi ai giovani, al settore
agricolo in generale, quindi penso che sia un altro aspetto determinante e sicuramente essenziale. Grazie Editore, torniamo tra poco, parleremo anche di fauna selvatica, necessariamente è un altro argomento di attualità, però dovete restare con noi, pubblicità pochi secondi.